E grazie al vescovo Regimpoto o Regimpoto, che oggi Concordia può vantare uno degli edifici medievali di gusto romanico-bizantino più interessanti del nord Italia. Regimpoto, che resse la diocesi di Concordia tra la fine dell'anno 1000 e i primi del 1100, volle costruire un edificio destinato alla celebrazione del battesimo. La sua tomba, con l'iscrizione che attesta la sua volontà, è collocata nel piccolo atrio d'accesso al monumento. Il battistero presenta una pianta centrale che si articola in tre absidi, sulle quali si imposta un tamburo con finestrelle che diffondono una tenue luce avvolgente all'interno. Le sfumature e i toni caldi del cotto gli conferiscono una particolare raffinatezza. Perfetto nelle proporzioni architettoniche, ma semplice nella struttura, in realtà custodisce all'interno il vero tesoro. Entrando si ha l'impressione di essere avvolti da un'atmosfera carica di storia, i 10 secoli di vita del battistero. L'atmosfera che cogliamo oggi è la stessa che caratterizzava l'edificio nei secoli antichi. Una penombra che invitava i fedeli, ed in particolare i catecumeni che ricevevano per la prima volta i sacramenti, alla riflessione e alla preghiera. Il battesimo veniva impartito al catecumeno per immersione e proprio al centro dell'aula sacra si trovava la vasca battesimale, le cui tracce furono rinvenute in occasione di lavori realizzati alla fine dell'Ottocento. Il battesimo viene amministrato sotto la protezione dello Spirito Santo e se rivolgiamo lo sguardo verso l'alto, vediamo proprio al centro della cupola la raffigurazione della colomba. Vicino a lei il Cristo benedicente, Signore del mondo, circondato dalla mandorla, segno della sua regalità. Un arcangelo porta lo scettro del messaggero e il globo crociato, simbolo del potere divino. I due angeli dalla strana forma sono dei serafini, con tante ali perché pronti ad accorrere alla chiamata di Dio, con occhi sulle ali per alludere al fatto che Dio vede tutto, e poggianti su ruote perché Dio è l'intelligenza motrice dell'intero universo. Purtroppo nel corso dei secoli è andato perduto il colore azzurro dello sfondo della cupola, che era un cielo costellato di stelle. Qualcuna ancora si vede. Nel tamburo, sul quale si imposta la cupola, si aprono le finestrelle alternate delle immagini. Si vedono alcuni profeti, che alludono al Vecchio Testamento, l'agnello mistico, a ricordo del sacrificio di Cristo, e il San Giovanni Battista, dalla lunga barba e che indossa una pelle di cammello. I quattro evangelisti, Nuovo Testamento, sono dipinti sui quattro pennacchi triangolari. San Giovanni con l'aquila, San Marco con il leone, San Luca con il bue, San Matteo con l'angelo. Nel semicatino dell'abside si riconosce una scena strettamente legata alla funzione dell'edificio, il battesimo di Gesù. L'affresco per alcuni secoli rimase nascosto sotto ad uno strato di intonaco per adeguare l'aspetto interno dell'edificio al gusto del 1600 e 1700 e fu anche rovinato in parte a causa dell'apertura di una finestrella che originariamente non esisteva. Nonostante i danni subiti, tuttavia, è ancora leggibile la scena. Il Cristo al centro, con accanto il Battista che celebra il sacramento, angeli pronti ad avvolgere il Cristo e ben visibili le acque del fiume Giordano, popolate di pesci. Le nicchie sottostanti ospitano le immagini dei santi Pietro e Paolo e di Ermacora e Fortunato, santi protettori di Aquileia e di tutto il Friuli. Vi sono affreschi risalenti ad epoca successiva, datati intorno alla metà del secolo XIII. Raffigurano San Giorgio mentre uccide il drago, con la principessa inginocchiata che rivolge al santo la propria preghiera di ringraziamento per lo scampato pericolo, ed una Santa Maria Maddalena con abito riccamente adornato. I santi vescovi ritratti sulle pareti degli arconi est e sud risalgono a fine 300, primi 400. Tutte le immagini sacre e le scene che coprono le pareti e la volta del battistero hanno trasmesso nei secoli fino ad oggi il messaggio cristiano, soprattutto nei secoli antichi, quando potevano essere comprese anche da chi era analfabeta, come una vera e propria Bibbia dei poveri. Ovviamente gli episodi e le figure affrescate in battistero sono strettamente legate alla funzione che aveva e che ha ancora oggi l'edificio, quella di celebrare il sacramento del battesimo.